Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel penultimo video di giornata prima della fine di Lazio-Juventus o Juventus-Lazio, ora non ricordo precisamente, però vabbè. Questo qui è il penultimo video, anzi no, sapete cosa? Ne farò uscire un altro verso le 10, 10 e 10, Chelsea non segna. Ora vi farò prima della fine della partita tra della Lazio e della Juventus. Ora in questo video andremo a fare, vi andrò a proporre il fantacalcio. Allora, solito format del Fanta Batman. Chi segna sul rigore 3 punti, chi segna normale 3 punti. Sbaglia il rigore 0, un punto, scusate. Ehm, chi sbaglia il rigore, invece chi sbaglia un tiro, sempre un punto. Allora, solito format, budget 90 Fanta milioni. Per questa giornata abbiamo Olion 10 milioni, 10 Fanta milioni, Lautaro 15 Davide 10 Fanta milioni. Poi De Bruyne 20 Fanta milioni, McTominay 10 Fanta milioni e Barella 16 e Cialanoglu 10. Poi abbiamo Buongiorno 10 Fanta milioni, Soletto 15, Di Marco 10, scusate 16 Di Marco e Di Lorenzo 10 Fanta milioni. Poi abbiamo Savic 15 Fanta milioni. Poi Sommer 10, 10 Fanta milioni. E poi abbiamo Mike Magnan a 20 Fanta milioni. Allora, la mia squadra è composta da Milinkovic Savic a porta. Poi abbiamo Soletta. Formazione prima di tutto potete fare un 1-2-1. Fantacalcio a 5. Vi ricordo che sono io contro di voi, quindi tutti voi mi dovete venire, dovete scrivervi qui sotto nei commenti, la vostra formazione e poi andrò a confrontare la mia formazione con la vostra. Poi non so se farò uscire un video, ma probabilmente sì, se vedrò le formazioni, se vostre, se no non lo farò uscire. Poi abbiamo a centrocampo De Bruyne e Barella. Poi abbiamo in attacco Rasmus Højlund. Me lo sono rischiato perché penso che mi sono rischiato De Bruyne, però non penso, infatti mo lo cambio, penso di cambiarlo e metterò McTominay, perché mo mi è venuto in mente che è infortunato, però non so no, per quanto tempo, se non sbaglio una lesione, sì, una lesione di alto grado, sarà uno stop di 3 mesi come quella di Lukaku, però a differenza di che Lukaku ha fatto una lesione di basso grado e De Bruyne di alto grado, dove il rigore contro l'Inter della partita di ieri sera. Quindi il mio centrocampo è McTominay e Barella. Poi vabbè, ve l'ho detto, me lo sono rischiato perché non so precisamente se già partirà titolare oppure entrerà al secondo tempo oppure non giocherà proprio. Quindi è un rischio che mi sono preso. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un bel like e sfondate il tasto mi piace di like. Dobbiamo arrivare a 3 like entro martedì, cioè l'inizio della nona giornata di Serie A. E poi vi dovete tutti iscrivere al mio canale
YouTube appunto, così prima arriviamo a 50 iscritti, prima faremo le live. Ciao!